Un processo nel corso del quale è stata scandita la storia della guerra di mafia a cavallo tra gli anni 80 e 90, centinaia di morti ammazzati da un punto all'altro della provincia di Agrigento. Adesso lo Stato presenta il conto di quella mattanza con una dura sentenza a capi e gregari della mafia agrigentina. 3 ergastoli e 59 anni di carcere sono stati inflitti a 6 degli 8 imputati del processo celebrato con rito abbreviato dinanzi al GUP del Tribunale di Palermo Giovanni Francolini, scaturito dall'operazione antimafia denominata Grillo. Ergastolo per Salvatore Fragapane di Santa Elisabetta, Josef Focoso di Realmonte e Calogero Salvatore Castronovo di Agrigento. 30 anni di reclusione per Giuseppe Fanara di Santa Elisabetta, 11 anni per Pasquale Fanara di Favara, 18 per il collaboratore di giustizia Maurizio Di Gati di Racalmuto. Prescrizione per gli altri 2 pentiti imputati, Giulio Albanese e Alfonso Falzone, accusati di un tentato omicidio. L'inchiesta coordinata dalla DDA condotta dai carabinieri del reparto operativo di Agrigento ha consentito di fare luce su 12 omicidi e 6 tentati omicidi compiuti durante la faida tra le cosche mafiose dell'Agrigentino. E intanto l'ex capo provincia di Cosa Nostra, Giuseppe Falzone, testimonierà al processo antimafia Family in cui sono imputati l'ex sindaco di Castrofilippo, Salvatore Ippolito, e il capo mafia del paese Antonino Bartolotta. Lo hanno deciso i giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Giuseppe Lupo. Falzone, chiamato a deporre su istanza dell'avvocato Nino Gazziano, dovrà confermare o smentire la circostanza narrata dal pentito Giuseppe Sardino, secondo la quale l'ex sindaco Ippolito ha incontrato ripetute volte l'ex latitante e capomafia Falzone per discutere di affari ed appalti. Oltre a Falzone deporranno anche numerosi affiliati a Cosa Nostra, come ad esempio il favarese Pasquale Alaimo. Il processo riprenderà il prossimo 27 giugno nell'aula bunker del carcere Petrusa di Agrigento.